Non c'è nessuno che vuole fare delle domande? Altrimenti la faccio io subito all'ingegner Bordicchia. Diciamo, riprendo quello che stavo dicendo prima. Io volevo capire come poi sia i sardaresi ma anche chi viene a visitare il castello poteva usufruire, poteva, come dire, poter accedere al castello, visitarlo, come ci sono altre realtà, non solo in Sardegna, diciamo c'è soprattutto in centro Italia, dove ci sono dei castelli che possono essere visitati in maniera molto tranquilla e anche in sicurezza. Quindi iniziamo con questa domanda. Perché i dislivelli sono notevoli, mancano le protezioni e quindi noi speriamo alla fine di questo cantiere di riuscire a realizzare dei percorsi in sicurezza per poter far visitare le cose che sono più interessanti da vedere. Una delle possibilità, è chiaro intanto che c'è la strada proveniente da Sardara che tutti conoscete, si può arrivare anche in macchina, però non sarà per molto, perché davanti all'ingresso prima o poi si dovranno fare degli scavi importanti che non abbiamo iniziato proprio per evitare che venga interrotta la viabilità di cantiere. C'è la possibilità dell'ingresso dalla parte di San Gavino, ma con dei dislivelli impegnativi. Quindi l'unica è far arrivare la gente tramite, probabilmente più che tramite torpedoni, che lì difficilmente ci arriveranno, tramite ad esempio dei fuoristrada, dei Land Rover abbastanza capienti, con un numero limitato di visitatori per volta, a parte che poi comunque si possono fare più viaggi, per esempio. Noi adesso comunque sicuramente riusciremo a sistemare un accesso del borgo, nel Mastio, e quindi lo renderemo visitabile. E poi nello stesso tempo anche la viabilità del borgo consente una visita abbastanza completa, ecco. Quindi noi riteniamo che alla fine di questo cantiere si possa subito partire con le prime visite. Grazie. C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? Guarda, c'è un microfono qui. Prova a vedere se funziona, altrimenti ti do questo. Sì, penso. Funziona? Sì, dovrebbe funzionare. Allora, io avevo una serie di 4-5 domande, quindi avevo una serie di domande sulle diverse relazioni. Prima di tutto voglio dire che concordo con Peppuccio su un fatto. Ci siamo ritrovati ieri su questo argomento, che il castello di Monreale è già un bene paesaggistico in sé. Curiosamente, se noi pensiamo a quello che era in realtà il paesaggio medievale, quindi con molti più villaggi tra Sardara e San Gavino, tra Sardara e Pavilloni, se con una viabilità diversa, proviamo a immaginare il castello visto per esempio dalla ferrovia, che probabilmente era dove passava la strada principale, quindi acquista tutto un altro tipo di prospetto e diciamo così, di importanza anche visiva. E poi non dimentichiamoci che quel luogo Monreale poi diventa anche in epoca moderna quella che è la baronia di Monreale, quindi diventa anche entità politica, seppur sotto il marchesato di Quirra. Quindi sono abbastanza d'accordo sul fatto che già in sé come elemento del paesaggio da tutelare sia importante. Poi alcune domande sulle relazioni. Vedendo quella che è la struttura del castello, è possibile ipotizzare, oltre insomma da quello che è il racconto storico, ma proprio della struttura, ipotizzare che fosse luogo di potere politico amministrativo, nel senso che per esempio i giudici avevano comunque una loro struttura di cancelleria, una loro struttura amministrativa, e quindi pensare che il castello avesse degli spazi dedicati anche a questa serie di uffici, magari anche temporanei. La seconda domanda
che era più sull'ultima relazione della dottoressa Cocitelli, ha detto che molti dei reperti sono 15°, 16°, 17°, su per giù, alcuni reperti, bicchieri, eccetera. Quindi fa ipotizzare a una vita del castello che vada anche oltre il borgo stesso, perché può essere che il borgo già alla fine del XV risulta praticamente disabitato. Poi questo risulta un po' anche da un documento che dall'infeudazione a Violante, per cui si dice che il borgo disabitato di Monreale, per cui è probabile che ci sia stata un'importanza del castello anche dopo. No, dico il Mastio, ecco, volevo dire, il Mastio ha avuto una vita oltre il borgo, cioè una volta che il borgo si è svuotato il Mastio ha avuto una sua importanza anche nei secoli. Quindi non si sa quando. Non c'è più nessuno. Per cui non si sa se il borgo sia stato abbandonato. Perché insomma dalle relazioni sembrava che il borgo addirittura fosse preesistente. Allora, dalla ceramica che stiamo ritrovando sembrerebbe di sì, però non lo sappiamo. Ecco, con lo scavo di 2 ambienti non è che possiamo tirare le somme, diciamo, per il momento. E quindi non si sa. Per quanto riguarda la domanda sulla cancelleria, non possiamo dire assolutamente niente. Comunque sappiamo. Bisogna Ora? avvicinarlo molto. Sì. Bisogna avvicinarlo molto, vicino alla bocca proprio. Sì, Così. capito. Stavo dicendo, cioè nella relazione è comunque emerso il fatto che i giudici e nobili in estate si trasferivano a Monreale, quindi la sua funzione che è quella residenziale. Ed è possibile che, diciamo, tutto lo stuolo di cancellieri e chi insomma era più vicino ai giudici venissero, diciamo, portati insieme a lui a Monreale. Però insomma non abbiamo trovato nessun ambiente, nessun materiale, niente che ci possa far dire che in quel dato ambiente ci potesse essere, che ne so, l'ambiente adibito alla cancelleria. Assolutamente no. E un'ultima cosa, una considerazione dal punto di vista, insomma, anche relativo alla parte linguistica. Diciamo che è possibile che, anzi, diciamo, in Sardegna nel Medioevo comunque convivessero diverse lingue. Cagliari, per esempio, poteva avere il suo centro che era Castello Pisano, e per esempio il Campidano con i villaggi dove si parlava il sardo, o diciamo anche gli stessi commercianti che comunque arrivavano, possono aver influito, diciamo, nella formazione poi linguistica anche successiva, per cui possiamo aver incamerato dei termini pisani, ovviamente catalani piuttosto che genovesi. È possibile, sì, e non solo è possibile, fia propriamente aici. Anzi, si manca assumancu chi amministrara, sia più lingua de canto un disciplina che amministranta oi. Poi, in suo tempo non diventa bisogno. Se Sardegna essendo uno Stato, si deve relatare a Stato con altro Status. E dunque, ponai Mariano, su babbo di Eleonora, scia su Sadru, in tutte e due le scalidadi, campidanesu e locutoresu, ma comunque è una lingua est, conta po' una,